Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molte le notizie di cronaca in primo piano quest'oggi e poi avremo al solito gli approfondimenti su quelle che sono le principali tematiche di attualità, a partire dalla siccità, perché proprio alla siccità è dedicato anche il nostro sondaggio di oggi. Vediamo quindi il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Siccità: siete disposti a razionare l'acqua? Per esprimere la vostra opinione su questo tema potete rispondere con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se siete disposti, la risposta è sì, quindi 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, il numero è lo 0422 162 6690. Al solito il risultato del sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso dell'approfondimento di prima politico di prima serata Ring dalle 21:15, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Ma veniamo subito alla cronaca. Dicevamo, è una giornata davvero densa di notizie, purtroppo alcune davvero drammatiche. In particolare ci arrivano dal veneziano proprio per tutti gli aggiornamenti. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Ilaria Marchiori con una notizia agghiacciante che arriva da San Donà in primo piano, dove 4 persone sono state arrestate per maltrattamenti in una casa di riposo. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto come hai anticipato, questa mattina, insomma, alle prime ore proprio dell'alba, i carabinieri di San Donà di Piave hanno arrestato 4 operatori sociosanitari. 2 sono stati portati in carcere, 2 invece agli arresti domiciliari e sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno di questi anziani ospiti di una casa di riposo appunto di San Donà di Piave. È importante specificare che nell'ambito della stessa indagine lo scorso 25 novembre i militari avevano proprio eseguito un'ordinanza in applicazione di custodia cautelare nei confronti di un'altra persona, un altro indagato, anche lui operatore sociosanitario della stessa struttura a San Donà di Piave, è ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. Dunque qui si parla, oltre che di maltrattamenti, anche di violenza sessuale. L'attività investigativa è così partita proprio lo scorso ottobre e dopo una segnalazione che è stata effettuata dalla nuova direzione della struttura su input di alcuni ospiti e ovviamente anche dei loro familiari, e quindi poi tutti gli indizi che sono stati raccolti hanno permesso di arrivare agli arresti che sono stati eseguiti oggi e di scoprire questi maltrattamenti sia fisici che psicologici e anche questa violenza. I dipendenti comunque di questa struttura che sono coinvolti a vario titolo nell'indagine sono 9. È ovvio che mano a mano in questa giornata e probabilmente anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, continueranno a emergere ulteriori dettagli su questa vicenda che è stata definita agghiacciante. Lo stesso sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereserra, che ho sentito poco fa, l'ha definita una vicenda sconvolgente, oltre che per quanto accaduto anche proprio poi per quello che hanno vissuto queste persone, questi anziani all'interno di questa struttura casa di riposo a San Donà di Piave. Non è tutto, questa è una giornata davvero dal punto di vista della... Ecco Ilaria, non ti sentiamo più. Ecco sì, ora sì, è ripartito, si era bloccato il... Mi sentite? Sì, ora sì, ora sì. Ecco, dicevo, non so dove foste rimasti, dicevo che comunque in totale le persone coinvolte nell'indagine della casa di riposo sono 9. Aggiungo che questa giornata è una giornata calda dal punto di vista della cronaca, perché è successo un evento a Spinea che vede ancora coinvolta una donna di 45 anni che ieri mattina è stata soccorsa nella sua abitazione di Spinea e che è stata
portata in gravi condizioni all'ospedale di Mestre, dove poi è stata sottoposta a un intervento chirurgico perché presentava delle ferite di arma da taglio, presumibilmente un coltello. Al momento è giallo sulla vicenda, si sta cercando di far chiarezza su quanto accaduto. Nella sua abitazione c'era il compagno, che è un 42enne padovano, però al momento non è lui che è stato identificato come il responsabile di queste ferite, di queste coltellate subite da questa 45enne. I carabinieri stanno indagando, nonostante comunque la presenza dell'uomo e il sospetto che possa essere stato lui. Lo stanno ascoltando, stanno sentendo la testimonianza, però i carabinieri stanno indagando comunque a tutto campo perché al momento non sembra ancora chiara la presenza di quest'uomo, e soprattutto non c'è alcuna accusa al momento, lo ripetiamo, a suo carico. Lo ricordiamo però che Spinea non è la prima volta che vede coinvolte loro malgrado delle donne. L'anno scorso si sono consumati ben 2 femminicidi, il primo in via Graspo d'Uva, dove ha perso la vita Lilia Patrianel per mano del compagno, mamma di 2 figlie, e poi il secondo invece in via Leopardi, dove sono morte appunto una 37enne con poi il nuovo compagno di lei, che sono stati uccisi dall'ex marito della donna. E quindi Spinea ancora una volta si trova a essere scenario di donne che vengono colpite, queste 2 che abbiamo detto uccise e questa 45enne che è stata ferita. Ecco, per il momento è tutto qui da Mestre, ci troviamo in questo momento. Naturalmente nel corso della giornata e poi nei nostri telegiornali serali vi forniremo ulteriori dettagli su queste 2 vicende agghiaccianti che sono accadute in provincia. Grazie a te Ilaria, naturalmente buon lavoro. Dovessero esserci delle novità, sai che noi siamo in diretta, per cui richiedici la linea quando vuoi. Grazie ancora ad Ilaria Marchiori della nostra redazione di Venezia. La cronaca ora ci porta a Padova in zona Bassanello, dove c'è stato veramente un momento di terrore ieri sera in un condominio dove è collassato il pavimento del garage. Vediamo. Un momento prima l'auto era parcheggiata nel garage, qualche minuto dopo era sprofondata in una voragine. La sorpresa mischiata alla preoccupazione per il residente del condominio di via Cardinal Bessarione a Padova, quando ieri sera, dopo essere rientrato a casa, è tornato nel box per recuperare delle cose e ha trovato la sua auto inghiottita da un grande buco che si era formato nel pavimento. Il cedimento del garage e le vistose crepe rilevate dai vigili del fuoco negli altri box auto ha fatto immediatamente dichiarare l'inagibilità dello stabile, così le 12 famiglie residenti hanno dovuto trascorrere la notte fuori casa in altri alloggi messi a disposizione. Il rischio concreto è che il terreno sottostante lo stabile sia sprofondato e che quindi anche le fondamenta siano a rischio. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, stanno cercando di capire le cause della voragine, esclusa quella che in un primo momento sembrava essere l'ipotesi più probabile, ovvero un'infiltrazione d'acqua del vicino fiume Bacchiglione. Potrebbe invece trattarsi di un abbassamento della falda sottostante dovuto alla siccità. E ci colleghiamo ora in diretta con Federico Fusetti, che si trova proprio all'esterno del condominio di via Cardinale Bessarione a Padova e ci aggiorna proprio sulle ultime novità di questo episodio. Sì, buongiorno, eccoci collegati da via Cardinale Bessarione. Siamo nella zona di Ponte Quattro Martiri a Padova. Per la precisione chiedo a Federico Cibotto di mostrarvi che siamo proprio a ridosso dell'argine dello scaricatore, quindi proprio vicino al fiume. E cosa è successo? È successo che questo condominio alle mie spalle da ieri sera è stato evacuato, quindi le 12 famiglie che abitano qui sono state costrette a cercare ospitalità altrove da familiari o in albergo, perché si è verificata
una sorta di cedimento. Tutto è partito da uno dei garage, perché uno dei residenti era salito per un attimo in casa a portare degli attrezzi, poi è tornato giù e ha trovato il garage inondato d'acqua, perché il pavimento in pratica ha ceduto e anche la sua auto, che era parcheggiata all'interno, si è trovata in pratica sott'acqua. Ecco, quello lì, il secondo dei garage, è quello in cui c'è stato questo cedimento. Ovviamente immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato tutto il condominio. Questa mattina, noi siamo qui da questa mattina presto, alcuni residenti sono arrivati cercando un po' di avere novità in particolare non ce ne sono, perché i vigili del fuoco per il momento non hanno ancora effettuato il sopralluogo. Le famiglie devono rimanere fuori dallo stabile e se hanno necessità di entrare per recuperare degli oggetti arriveranno diciamo in compagnia dei vigili del fuoco. Ma sentiamo qualche voce dei residenti che abbiamo incontrato qui questa mattina. La situazione è che stiamo aspettando delle verifiche e basta, ecco quello discorso. Ma vi fanno entrare o no? No, per adesso no. Neanche per recuperare qualcosa? Sì, Quindi in giornata dovrebbero venire i pompieri e vi accompagnano dentro? penso quello che stiamo aspettando, il messaggio dall'amministratore. È arrabbiato, preoccupato? No, per niente, roba che può succedere. Mio figlio abita qua davanti, insomma, un po' di preoccupazione ce l'hai, insomma. Non c'era mai stato nessun segnale? Ma io sono 40 anni che abito dietro, 2 condomini dietro. Mai successo niente, delle robe strane in questa maniera qua, insomma. Speriamo sia bloccato a sto garage solamente. Sì, che non sia una cosa che poi si estende ad altri condomini. Tantissimo preoccupato. Papà, io abito a fianco, ha detto. Sono tantissimo preoccupato. Non so, ieri sera sono andato via perché sono andato a dormire da mio figlio al Bignasego e praticamente sono venuto stamattina per avere notizie, ma intanto non si può entrare e niente. Ma nessun segnale c'era stato? Praticamente quel signore lì, il proprietario, è sceso giù così per una necessità e si è trovato la macchina sott'acqua, nel buco, che probabilmente è stato fatto dall'acqua, ma chi lo sa. Siete un po' preoccupati? Sì, più che altro è che ieri ci hanno fatto l'inchiesta, avete avuto segni in casa, crepe, cose, mai avuto niente, le porte si chiudono, grattano, eccetera. No, noi abbiamo risposto praticamente no, nessun segno. Vorrebbe entrare per prendere qualcosa? Sì, avere le medicine, una medicina della moglie, no, vado in farmacia, mi conoscono, ce la danno. Per il resto, no, il resto niente, non mi farò la barba, quindi. Da mio figlio gli fregherò il rasoio. Ecco, avete sentito, qualcuno per fortuna ha anche la forza di scherzare un po' su quello che è accaduto, insomma c'è la speranza ovviamente da parte dei residenti di poter rientrare quanto prima. Uno dei residenti, una signora che abita qui con qualche problema di deambulazione, è stata accompagnata dai sanitari del SUEM all'esterno, insomma è stato l'unico piccolo problema che c'è stato, quindi ovviamente tutti i condomini stanno bene. Attendiamo adesso ulteriori informazioni durante la giornata. È uno stabile privato, però c'è l'interessamento anche da parte del comune, è venuto il sindaco qui a fare un sopralluogo e insomma comunque l'amministrazione sta seguendo le varie fasi insieme all'amministratore del condominio che sta gestendo un po' anche le richieste dei vari condomini. Veramente una cosa molto particolare. Anche i residenti dei condomini vicini a questo sono ovviamente preoccupati, insomma si attendono ulteriori evoluzioni dell'accaduto. Per il momento quindi restituirei la linea allo studio. Ecco, grazie allora a Federico Fusetti per questo collegamento da Padova, ma ci chiede la linea da Venezia il collega Filippo Fois con Sandro Ponchio in Consiglio regionale dove questa mattina si sta svolgendo la seduta segreta per decidere sulla sospensione nei confronti del consigliere di Fratelli d'Italia Gioe Formaggio. Filippo, ecco, ti vedo ora. A te, buongiorno.
Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Il Consiglio regionale a porte chiuse si è concluso da pochi minuti e, come era stato annunciato, è stato assunto il provvedimento più severo, vale a dire 5 giorni di sospensione per Gio Formaggio, che quindi non potrà partecipare ai consigli regionali o alle commissioni consiliari della Regione Veneto per 5 volte. Più o meno dalla prossima settimana dovrebbe rientrare qui in... scusate un istante che... Soranzo, un istante che siamo in diretta, scusami. Scusate, vi ho preso un po' al volo, grazie, anzi Soranzo. Voglio chiederle, 5 giorni di sospensione per Gio Formaggio era la pena più grave, diciamo più severa, non era mai stata assunta tra l'altro nella storia della Regione Veneto, come la commenta? Ma la commento, come abbiamo sempre detto, non è cambiato nulla nel quadro che avevamo già conosciuto in questa settimana, nel corso degli ultimi 7 giorni. Oggi abbiamo voluto ribadire che le istituzioni per noi vengono prima di tutto anche a scapito nostro. Le istituzioni hanno come l'individuo la precedenza e il bisogno della tutela prima di tutto, e quindi abbiamo, come già dichiarato, deciso di accogliere e di accettare la proposta dell'Ufficio di Presidenza, perché questi valori per noi sono imprescindibili, invalicabili e non discutibili. Ha avuto modo di sentire già Gio Formaggio, comunque in queste ore? Io non lo sento da qualche ora, qualche giorno. Io ho trovato, ci siamo anche dichiarati dispiaciuti e amareggiati per la situazione che si è creata, anche per quanto ho potuto io personalmente anche appurare il disagio e il turbamento della collega Cecchetto, e anche l'incredulità e la perplessità e il dispiacere del collega Formaggio. E quindi questo è quanto sicuramente racconta di una situazione che non è facile, è stata una settimana complessa, ma che per quanto ci riguarda oggi era la giornata di ribadire il valore delle istituzioni e il patrimonio delle istituzioni che noi rappresentiamo. Gio Formaggio è stato sospeso da Fratelli d'Italia. Qualche giorno fa ha detto Elena Donazzan, che è l'unico assessore di Fratelli d'Italia della giunta Zaia, che se fosse vera questa storia la figura di Gio Formaggio è incompatibile con quella del partito. Voi, votando a favore di queste 5 giornate di censura, sostanzialmente avete detto che quei fatti sono accaduti, quindi è incompatibile con Fratelli d'Italia. No, guardi, io credo che ci sia, spetti adesso gli organi di garanzia del partito, poi fare il loro corso per quanto riguarda il percorso, insomma, all'interno del nostro partito. Per quanto riguarda l'istituzione, oggi abbiamo mandato un segnale chiaro, che quello dicevo poc'anzi, e per quanto riguarda invece le responsabilità o comunque quanto è accaduto, saranno le sedi opportune, gli interessati che accerteranno, verificheranno se nel caso questi fatti. Quindi io credo che il nostro dovere oggi era quello di ribadire la tutela e il valore del patrimonio delle istituzioni, e il resto ci penserà qualcun altro. Grazie Enoch Soranzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Scusate, nella concitazione del momento forse non l'avevo presentato compiutamente, per cui è il partito a cui appartiene Gio Formaggio, quale tra l'altro è stato in questo momento sospeso però da Fratelli d'Italia, il consigliere che, ricordiamo, con una decisione che è inedita nella storia del Consiglio regionale Veneto, è stato censurato, il cui comportamento è stato censurato con una sospensione di 5 giorni dai lavori del Consiglio regionale Veneto. Io direi che per ora da Venezia è tutto. Marta, ti restituisco la linea. Eventualmente richiedici la linea, poi se avrai altri consiglieri, insomma, della maggioranza o dell'opposizione a commentare questa notizia. Grazie intanto a Filippo Fois con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Noi ora andiamo a Vicenza, perché è ancora rinchiuso in una cella del carcere di Vicenza il pregiudicato straniero che aveva sequestrato e percosso con un bastone un ragazzino minorenne. Sentiamo. È stato convalidato dal Tribunale di Vicenza l'arresto del tunisino 42enne irregolare in Italia senza fissa dimora che domenica pomeriggio aveva sequestrato e picchiato un ragazzino minorenne all'interno di un capannone abbandonato. L'uomo senza tetto, pregiudicato, già noto alle forze dell'ordine, usava lo stabile in disuso dell'ex consorzio agrario in via Divisione Iulia come dimora abituale.
Il ragazzino 14enne, in compagnia di 2 amichetti, forse per gioco, si era introdotto nell'edificio, ma la sua avventura si era trasformata in un vero e proprio incubo. Lo straniero, dopo averlo sorpreso, lo ha trattenuto con la forza, impedendogli di uscire. Il sequestro è durato una ventina di minuti, durante i quali l'adolescente sarebbe stato minacciato di morte e percosso con un bastone che gli ha provocato pesanti lesioni ad una gamba. Mentre i 2 compagni all'esterno dello stabile lanciavano l'allarme al 112, il ragazzino alla fine è riuscito a divincolarsi e a raggiungere l'uscita, proprio mentre era in arrivo una pattuglia della sezione radiomobile. I militari hanno quindi proceduto all'arresto del pregiudicato straniero, che ora dovrà rispondere dei reati di sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Restiamo a Vicenza, spaccate sulle auto al quartiere Laghetto in zona San Bortolo e in città, rintracciato dalla questura ed espulso un 45enne tunisino. Era ricercato da settimane, sospettato di essere l'autore delle spaccate ai finestrini delle automobili parcheggiate nel quartiere Laghetto in zona San Bortolo e in altre zone della città. Da mesi l'uomo agiva di notte e dopo aver infranto il vetro delle auto in sosta prelevava tutto quello che reperiva all'interno dell'abitacolo. Ieri, dopo che le volanti lo avevano fermato in città, gli agenti dell'ufficio immigrazione lo hanno scortato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Sonzo. Si tratta di un 45enne di nazionalità tunisina, noto alle forze dell'ordine, con a carico precedenti per furti, ricettazione, possesso di chiavi e grimaldelli e con alle spalle un passato di minacce e atti persecutori nei confronti della ex, per i quali aveva scontato una pena detentiva in carcere. Verrà prossimamente imbarcato su un volo aereo per il paese d'origine. Ieri ad allertare gli agenti una donna a Campomarzo che lo ha notato in sella alla bici che le era stata rubata poco prima. E sulla vicenda è intervenuto anche il questore del capoluogo berico. Ci colleghiamo quindi con la questura dove c'è Carlo Inghilleri. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al questore di Vicenza, il dottor Paolo Sartori che è qui. Ci troviamo nel suo ufficio per commentare questa operazione che ha riguardato un ladro seriale, un clandestino che ha compiuto diverse spaccate di automobili finché non è stato bloccato dalla polizia. Sì, si tratta di una persona che di per sé era già conosciuta alle forze dell'ordine e che soprattutto l'importanza di questa attività è che questa persona aveva messo a repentaglio la tranquillità della cittadinanza di Vicenza compiendo più furti in varie zone della città a bordo di autovetture. Bisogna anche tener conto che già nel suo passato aveva commesso parecchi reati ed era stato diverse volte in carcere. Ecco, ricordiamo che aveva colpito in particolare nel quartiere di Laghetto, nelle ore notturne anche a San Bortolo più volte aveva compiuto delle spaccate, quindi insomma c'era un allarme nei quartieri proprio per la paura di essere colpiti da questo ladro seriale. Lo avete fermato, adesso lo espellete, però lui in realtà aveva già dei precedenti. Sì, aveva già precedenti, tra l'altro è da ritenere che non fosse solo, quindi non è diciamo che il fatto di averlo fermato, di averlo espulso sicuramente inciderà in maniera significativa sulla futura tranquillità, sulla tranquillità di questi quartieri. Riteniamo che abbia avuto altri complici, quindi stiamo lavorando anche per identificare gli altri e far sì che questa gravissima e fastidiosa serie di reati venga interrotta. Aveva già ricevuto tra l'altro un foglio di via da Vicenza per 3 anni, proprio da lei. Sì, è proprio per questo motivo il fatto che lui abbia violato il foglio di via mi ha fatto ritenere che fosse importante trasferirlo in questo centro di permanenza per i rimpatri al fine di scortarlo nel paese di origine. Certo, io ringrazio il signor Questore, il dottor Paolo Sartori e restituisco la linea allo studio. Grazie a Carlo Inghilleri e al questore di Vicenza. La cronaca ora ci porta a Trieste per tornare a parlare del caso Una Bomber. Il giudice per le indagini preliminari ha assegnato l'incarico ai periti della procura per analizzare i reperti catalogati tra il 2000 ed il 2007 riferiti appunto al caso del bombarolo che per decenni ha terrorizzato il nord-est.
Due periti a caccia del DNA di una bomber. Il GIP del Tribunale di Trieste, Luigi Dainotti, in incidente probatorio, ha assegnato agli esperti della Procura l'incarico di esaminare le 10 prove repertate del caso che calamita l'attenzione del nord-est italiano sin dagli anni 90. 11 le persone iscritte al registro degli indagati. Il comandante dei RIS di Parma, colonnello Gianpietro Lago, e l'antropologa molecolare forense dell'Università di Firenze, Elena Pilli, sono i periti che hanno ricevuto l'incarico. Io e la professoressa Pilli abbiamo ricevuto un incarico per delle diagnosi, per accertamenti genetici su dei reperti che ovviamente riguardano diversi casi della vicenda che conoscete. Insomma, noi applicheremo tutte le tecnologie di ultima generazione, ma insomma, si vedrà. I 10 reperti che verranno passati al setaccio sono stati tutti catalogati tra il 2000 e il 2007. Dalla lista vengono esclusi gli ordigni degli anni 90 per avvenuta prescrizione. Saliva rinvenuta sul nastro adesivo usato per assemblare un ordigno fatto con un guscio d'uovo riempito di esplosivo, o anche i peli trovati dentro un tubo zincato all'interno del quale era stata inserita una barra filettata con incisioni per collocare i fili di innesco. Questi alcuni dei reperti dai quali i periti cercheranno di capire se è possibile estrarre del DNA certo. In garanzia il fatto che i reperti siano stati conservati senza contaminazioni dopo la clamorosa manipolazione dell'amierino nel procedimento contro l'ingegnere Elvo Zornitta, arriva la rassicurazione del procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo. I reperti non sono stati toccati da nessuno. Il giornalista poi ha toccato soltanto l'involucro esterno. I reperti sono assolutamente garantiti. I reati ancora perseguibili perché non andati in prescrizione sono 4. La bomba del 2003 in tribunale a Pordenone, l'ordigno nell'inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Portogruaro nel 2004, la bomba sotto il sellino della bicicletta del luglio 2005 e la trappola esplosiva ritrovata a Zoppola nel 2007. La prossima udienza è fissata per il 9 ottobre. Anche gli avvocati che rappresentano gli indagati hanno indicato i loro consulenti. È normale aver indicato un proprio consulente di parte per verificare il percorso che viene fatto, ma con assoluta serenità e senza che ci siano ragioni di conflittualità, perché non c'è nessun motivo perché ci siano ragioni di conflittualità. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta, quindi ha fissato, i periti poi hanno fissato l'inizio operazioni il prossimo 28 marzo, hanno preso 90 giorni per redigere la perizia, pertanto è stata fissata nuova udienza ad ottobre. Sono pronto a fornire il mio DNA se la Procura lo riterrà necessario. Così Marco Maisano, il giornalista che con la sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber dopo i dubbi, appunto li avete sentiti, su una possibile contaminazione dei 10 reperti oggetto del nuovo processo. Dopodiché, se la Procura riterrà opportuno, se gli avvocati degli indagati riterranno opportuno che io dia il mio DNA, fornisca il mio DNA a prova del fatto che all'interno del reperto il mio DNA non c'è, io so qui, venite, insomma, fate quello che dovete fare. Così Marco Maisano ieri sera a Tele4, il giornalista che grazie alla sua inchiesta ha fatto riaprire il caso Una Bomber insieme a 2 delle vittime degli attentati, Greta Momesso e Francesca Girardi. Quest'ultima, che all'epoca dei fatti aveva solo 9 anni, ieri sera ha ribadito come... Per me è importante in quanto persona offesa, però è importante per tutti, perché appunto questa persona potenzialmente potrebbe essere ancora all'interno della nostra società, vivere e fare la sua vita. La disponibilità ad un prelievo di DNA del giornalista, che ha potuto esaminare i 10 reperti d'indagine per i quali ieri è stata disposta la perizia da parte del GIP, arriva a seguito della richiesta dell'avvocatessa triestina Alessandra Devetag, che difende 6 degli 11 indagati nel nuovo processo volto a identificare il bombarolo che terrorizzò il nord-est italiano. Noi abbiamo chiesto un'integrazione del quesito affinché vengano inclusi nell'esame anche tutti coloro i quali sono entrati in contatto con questi reperti, quantomeno quelli di cui abbiamo certezza, per cui anche i giornalisti che li hanno manipolati. E il giudice ha accolto questa integrazione da noi richiesta. Quanto però al rischio di manipolazione dei reperti, in un'inchiesta già segnata dai fatti relativi al celebre lamierino, di cui si sostenne fu pregiudicata l'integrità dal perito balistico Ezio Zernar nel precedente processo, Maisano sgombera subito il campo da dubbi anche su una possibile
manipolazione incolpevole da parte di chi quei reperti li ha effettivamente visionati. Se c'è stata una manipolazione volontaria da parte dei giornalisti, cioè mia, direi di no, perché non ho motivo assolutamente, di ma c'è stata la possibilità, questo si direi chiede. assolutamente di no, perché chiariamolo, perché è bene, perché si è già sentita insomma questa voce anche da parte di... Insomma, è un'assoluta fesseria, perché i reperti erano custoditi all'interno di buste, diciamo, adatte a questo scopo di plastica, al cui interno c'era una custodia rigida, in questo caso di plastica, al cui interno immagino ci fosse il reperto, ma evidentemente io non l'ho aperto, quindi non posso dire sicuramente lì dentro c'è il reperto. Ecco, io il reperto non l'ho visto, ho visto semplicemente una busta, ripeto, al cui interno c'era una custodia di plastica rigida e con soprascritto reperto, numero, capello, pelo, eccetera, eccetera. Ecco, quindi insomma non vedo in che modo possa essere stato manipolato o contaminato il reperto. Ancora cronaca, intervento dei vigili del fuoco stamattina verso le 8 per estrarre dalle lamiere il conducente di un'auto uscita di strada e ribaltatasi. L'incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele III a Sant'Elena di Este. L'uomo alla guida, rimasto ferito fortunatamente in modo non grave, è stato affidato alle cure dei medici del 118. I pompieri intervenuti da Este hanno aperto un varco nell'auto ribaltata e sono riusciti ad estrarlo. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Ed eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca che ci porta in provincia di Treviso, ad Oderzo nello specifico, dove è tornata a colpire la banda della Cetilene. I malviventi hanno fatto saltare in aria la cassa continua di un supermercato a Piavon di Oderzo. Vediamo. Un boato forte, i vetri delle finestre che tremano, poi nel parcheggio del supermercato alcuni uomini con la pila che corrono da una parte all'altra. La banda della Cetilene è tornata in azione, tanto gas da provocare una deflagrazione che ha letteralmente fatto volare alcune parti della cassa continua di questo supermercato ad un centinaio di metri. L'esplosione ha svegliato i residenti. Colpo forte. Non so se pensavo fosse stato un incidente. Avevo guardato dalla finestra, ho visto che erano gli uomini che erano dentro con la pila. Ah, ha visto quindi della gente che aveva la pila in mano? Sì, quando era già successo. Si era fermata una macchina là passata, che era i cancelli chiusi, e sono andati dietro di corsa con la pila a vedere cosa è successo. Quante persone ha visto? 4-5. Erano le 2:20 più o meno questa mattina. Avete preso paura? Abbastanza. Sì, perché non sapevamo cos'era successo. Dopo è uscito il mio compagno, sono usciti i miei cognati a vedere, abbiamo visto del movimento, però io sono rimasta dentro perché lei si è svegliata subito. Mio figlio ha sentito il colpo. In molti hanno pensato fosse accaduto un incidente e poi si sono resi conto di quanto stava succedendo poco distante. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Sul posto sono arrivate alcune pattuglie che hanno recuperato poco distante dal luogo dell'esplosione una parte del bottino rubato dalla banda, alcune migliaia di euro. Malviventi specializzati in questo tipo di colpi hanno agito in poco tempo, poi sono fuggiti a bordo di una macchina facendo perdere le tracce. Le indagini dei carabinieri di Conegliano e di Treviso, che ora stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona. I danni complessivi sono in via di quantificazione. I militari nella mattinata sono tornati davanti al buco lasciato dall'esplosione per raccogliere altri indizi, mentre il direttore del supermercato si è recato dai carabinieri per la denuncia. Nessuna persona è rimasta ferita, è caccia alla banda. E restiamo nel trevigiano, spaccata a Cimadolmo in un negozio di biciclette. Ingente il danno che si aggira attorno ai 50.000 euro. Hanno utilizzato un furgone per sfondare la vetrata di questo negozio, poi i ladri hanno fatto irruzione rubando una quindicina di bici fra quelle elettriche e mountain bike. Un danno che si aggirerebbe intorno ai 50.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte in via Garibaldi a Cimadolmo. Subito dopo il furto, i ladri sono fuggiti a bordo dello stesso mezzo utilizzato come ariete e poi abbandonato a qualche chilometro di distanza dal comune.
Sul posto sono arrivati i carabinieri di Conegliano che hanno subito controllato tutte le strade e le zone vicine, trovando abbandonato il furgone utilizzato per il furto. I ladri hanno infatti caricato le bici su un altro mezzo e si sono allontanati facendo perdere le tracce. Ingenti i danni anche al negozio. Le indagini dei militari per cercare di identificare gli autori del gesto. Si tratta dell'ennesimo furto ai danni di negozi di biciclette prese di mira in tutta la Marca. Ed indagano i carabinieri sui colpi di pistola contro la Porsche di un cittadino rom che abita con la famiglia a Castelmino di Resana. La preoccupazione del sindaco. Avevo mia moglie a casa e ha sentito degli spari e niente, tutto qua, niente di più, niente di meno. Insomma. Quanti colpi ha sentito? Mi dicevano 5-6 colpi. Un motorino è arrivato qui in quartiere e ha sparato. Ci sono ancora i segni del gesso lasciati dagli inquirenti sul parcheggio adiacente all'abitazione della famiglia Brajdic, di etnia rom, che da molti anni abita nel quartiere. Lì per terra c'erano alcuni bossoli dell'arma da fuoco utilizzata per l'attacco alla loro Porsche nella notte tra sabato e domenica a Castelmino di Resana, in una zona residenziale tra le villette a schiera. Sulla carrozzeria dell'auto sono chiaramente visibili i fori di proiettile e i vetri infranti dai colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali hanno anche colpito i sedili all'interno dell'auto. I rapporti di vicinato sono buoni, qualcuno lamenta un po' di rumore per le feste che i Brajdic qualche volta organizzano, ma oltre a questo mai nessun problema. Sì, lo conosco. È un simpaticone da quello che mi dico. Beh, insomma, tutto sommato si tiene un rapporto di buon vicinato, ma non c'è mai stato niente di... Non abbiamo mai avuto problemi con loro, a parte qualche festa. Passare dalle feste, diciamo dal casino che si può fare con delle feste a sparare, passa di spazio. Speriamo che... Sì, so che in passato c'erano stati dei problemi per quanto riguarda le feste che questi organizzavano ogni tanto, però recentemente sinceramente non avevo avuto lamentele, quindi... Non so, la cosa spaventa e preoccupa. La faccenda sembra tutt'altro che conclusa. Brajdic è conosciuto nella zona per la sua attività commerciale nel settore delle auto di lusso e le indagini sono appena iniziate. E torniamo nel veneziano a Mestre per i continui episodi di violenza che si stanno registrando tra Mestre e anche Venezia. Vediamo. Un altro pestaggio a Mestre, questa volta non in via Piave ma ai giardini di via Tasso in pieno giorno, una laterale di Corso del Popolo. 5 cittadini di origine africana si sono scagliati contro un giovane bengalese, scaraventandolo a terra e prendendolo a pugni, schiaffi, spintoni. Attirati dalle urla, alcuni residenti hanno immediatamente chiamato il 113, ma quando gli agenti sono giunti sul posto, sia l'aggredito che gli aggressori erano già fuggiti. Ancora sconosciuti dunque i motivi del pestaggio. Chi frequenta questo parco abitualmente però lo definisce tranquillo, anche se da tempo viene considerato tra i più caldi della città, non tanto per l'attività di spaccio quanto come punto di ritrovo per i consumatori. È un parco speciale perché è un'entrata, un'uscita, se entrano, scappano, sono appartati. Ecco, io vengo raramente qua per leggere il giornale, aspetto un mezzogiorno. Ma secondo lei è meglio o peggio dei giardinetti di via Piave? Direi meglio. Le aggressioni nei confronti dei bengalesi sono frequenti, come il caso del 32enne picchiato 2 mesi fa per una sigaretta, e tra i mestrini la preoccupazione è tanta. Con lo spostarsi anche con l'intervento delle forze dell'ordine, molte di queste etnie si sono diffuse in zone che non erano di loro appartenenza. Ecco perché gli scontri, ecco perché gli accoltellamenti. A volte fra di loro ci sono degli accordi per cui se io trovo il cliente, tu che fornisci la droga mi devi dare una percentuale. Le richieste sono sempre le stesse. Senza il coinvolgimento di noi cittadini, delle forze dell'ordine, delle forze sociali del territorio, non si possa risolvere il problema. Prima di tutto bisognerebbe che il sindaco, il prefetto, il questore incontrassero noi cittadini perché possiamo spiegare le dinamiche, le cose positive fatte dalle forze dell'ordine, ma anche le cose che non funzionano. Per esempio assistiamo a un
apparente non coordinamento tra le forze dell'ordine. Ma questi episodi non riguardano solo la terraferma. Sabato notte in campo Santa Margherita a Venezia una ventina di persone con un Rottweiler hanno rincorso un ragazzo gridandogli "ti ammazzo", secondo alcune testimonianze. Lui si è potuto salvare solo trovando riparo in un locale. Infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, oltre una decina di segnalazioni di aziende sospette nel Trevigiano effettuate nel 2022 dalla Prefettura, e per prevenire appetiti illeciti sull'economia della Marca è stato rinnovato il protocollo della legalità con la Camera di Commercio. L'appartenente a un gruppo di criminalità organizzata non si presenta con coppola e lupara. Sono ormai persone che sono ben mimetizzate nella società, anche laureati, professionisti, colletti bianchi. L'ombra dei tentacoli delle mafie nella truffa milionaria del bonus facciata emersa dall'indagine della Guardia di Finanza non è che l'ultimo di una serie di episodi che testimoniano come il florido tessuto economico della Marca attiri appetiti illeciti. Per prevenire ogni ingerenza illecita della criminalità organizzata nel sistema economico trevigiano è stato rinnovato il protocollo per la legalità sottoscritto da Prefettura e Camera di Commercio. Infiltrazioni che, secondo gli ultimi dati presentati dall'Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità organizzata, riguardano circa il 6-7% delle imprese. I campanelli d'allarme si accendono pensando ai fondi del PNRR in arrivo, alle Olimpiadi invernali, ma già ora il tessuto economico trevigiano attira le mafie. Questo territorio è già appetibile perché è un territorio prospero, di diffuso benessere, con tante imprese grandi, medie e piccole, e quindi un territorio che è da sempre stato appetibile per la criminalità organizzata. Con questo accordo, Prefettura, Tribunale, Procura e Forze dell'Ordine possono accedere alle banche dati camerali evidenziando eventuali criticità e agevolando le indagini. Sono degli strumenti di analisi per capire la tipologia di impresa, dove è locata, chi sono i titolari, se ci sono tanti cambiamenti titolari, insomma sono questi gli strumenti che noi mettiamo a disposizione. La Camera di Commercio tramite Infocamere è la sorgente di tutte le informazioni che l'impresa ha, quindi è l'anagrafe in sostanza come ce l'ha il municipio. Tema di grande attualità questo, e lo vedremo tra poco quando torneremo a collegarci con i nostri colleghi della sede di Padova, perché un'azienda legata alle cosche è stata individuata proprio dalla Prefettura all'interno, di quelle che lavoravano all'interno del cantiere della pediatria. Ne parleremo più avanti, ma ora affrontiamo un altro tema di grande attualità, che è quello della siccità. Abbiamo in collegamento, lo vedo e lo ringrazio, Francesco Cazzaro, che è presidente dell'Unione Veneta delle Bonifiche. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Grazie per essere con noi e per aver trovato il tempo, insomma, per collegarsi. Sappiamo che lei è a Roma per ricevere peraltro un premio proprio che le è stato assegnato per quanto riguarda appunto le acque risorgive. Ma veniamo alla siccità. Oggi in Veneto sta piovendo, non molto peraltro, ma non è certo una giornata di pioggia che risolve una siccità che si protrae ormai per il secondo anno. In queste ore il Presidente della Regione, Zaia, firmerà l'ordinanza per il razionamento dell'acqua. Sì, siamo di fronte a una criticità che non eravamo abituati ad affrontare. Per di più, diciamo che viene in successione ad un anno tremendo come quello dell'anno scorso. Ecco, non voglio neppure immaginare che si ripercorra un po' il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso, anche perché quest'anno la situazione è peggiore, quindi partiamo da un punto di partenza critico già peggiore rispetto a quello di partenza dell'anno scorso, perché le riserve navali sono minori, sono quasi al 50% rispetto all'anno scorso. La fortissima criticità che non si vede purtroppo, perché se non piove si vede,
ma il fatto che le falde siano sotto in questo momento, che dovrebbero essere al massimo del loro livello, sotto della media degli ultimi 20 anni, della parte più bassa degli ultimi 20 anni, insomma ci preoccupa tantissimo. Io spero, ecco, che il Dio ci aiuti con la pioggia, perché altrimenti quello che sta facendo oggi il governatore Zaia dovrà essere, diciamo, ben più forte nell'estate prossima. Quindi lei dice sostanzialmente se partiamo già con l'acqua razionata a marzo, ora di luglio e agosto non so cosa ci potremmo aspettare. Sì, purtroppo è un settore che avevamo noi consorzi già da tempo e avevamo ipotizzato quel che si chiama comunemente conflitto tra gli utilizzatori di questo bene primario. Io spero non si arrivi, ecco, a questo e che il tempo ci aiuti. Certamente, dovesse capitare, dobbiamo dare delle priorità nell'uso dell'acqua e questo è inevitabile, quindi il consumo umano è la prima cosa, e a seguire la produzione di cibo, perché altrimenti andiamo in difficoltà. Già siamo in grosse difficoltà anche per la produzione dei derrate alimentari autunno-vernine. Il frumento, per esempio, sta soffrendo e avrebbe bisogno forse la poca pioggia che viene oggi riesce a salvare, a risollevare, ecco, le sorti almeno di quelle colture là. Però siamo fortemente in difficoltà per tutto il resto. Io credo che quest'anno, spero di no, ma potremmo arrivare a vedere le campagne non coltivate per la paura di non avere l'acqua per irrigare. Scusate, non vi sento più. Mi sente? Mi sente, Presidente? Io adesso sì. Sì, ecco, no, dicevo, ci sono delle aree nelle quali ci sono delle maggiori criticità, premesso che la situazione, insomma, è critica e difficile in tutta la regione e in tutto il nord Italia, peraltro. Come dice lei, nel senso, ci sono criticità particolari, ma ogni territorio ha la sua particolarità. Per esempio nella Pedemontana il fatto di non aver acqua che arriva dallo scioglimento delle nevi e le sorgenti, le risorgive che davano il loro apporto, mette in difficoltà quelle aree. D'altra parte le zone rivierasche marine, tipo il Polesine, il Rodisino, cominciano già ad avere qualche problema di risalita del cuneo salino. E noi, diciamo, come acque risorgive che siamo un po' in mezzo, viviamo di quel che ci può lasciare il fiume Brenta e il fiume Piave, quindi se questi fiumi sono scarsi e i relativi consorzi non riescono a derivare in acque risorgive, arriva poco. Già le risorgive sono, come lo dice la parola stessa, sono in difficoltà e ci danno gran poco quest'anno. Se non abbiamo quel che è in più rispetto agli altri consorzi che gli altri consorzi non usano, come il Piave e il Brenta, noi abbiamo questa difficoltà. Quindi tutti i territori hanno un qualcosa di specifico per cui sono in difficoltà. E il Veneto tutto, purtroppo, che è in difficoltà, e più in generale è un po' tutta la pianura padana, perché ho diciamo una foto del satellite del 28 di febbraio che la dice lunga, cioè, noi vediamo nuvole dappertutto fuorché in tutta la pianura padana. Sembra che qualcuno abbia tirato una riga con il righello e dice di qua le nuvole non passano. Però ecco, speriamo che oggi qualcosa arrivi, almeno da prendere fiato un pochettino, ecco, e sperare per la prossima settimana, che dovrebbe essere una settimana non di grandi piogge, ma comunque un po' di apporto dovrebbe darlo.
Ecco, un'ultima domanda velocissima, poi la lascio andare perché so insomma che ha una mattinata davvero piena di impegni, Presidente. Si parla molto di realizzazione degli invasi sia in montagna che in pianura, anche riutilizzando le cave dismesse per immagazzinare l'acqua quando c'è. È questa secondo lei la soluzione che potrebbe per il futuro salvarci, oppure bisognerà pensare, come già qualcuno dice, a desalinizzare l'acqua del mare? Allora, io ho potuto nei vari viaggi di studio che sono stati fatti, organizzati dall'Associazione dei dirigenti dei consorzi, verificare che in molti paesi africani, nordafricani, si usano entrambi i sistemi, cioè per rifornire d'acqua potabile le zone diciamo limitrofe alle coste usano i desalinatori, mentre usano le tecniche diciamo di recupero delle acque reflue, di depurazione per l'agricoltura nelle zone interne, e usano anche i grandi bacini. Noi per la nostra conformazione geografica difficilmente riusciremo a fare grossi diciamo contenitori dove mettere l'acqua, però dove è possibile dovremo farlo. E dobbiamo partire dalle cose più piccole che possiamo fare. I cosiddetti laghetti vengono chiamati così perché hanno multifunzionalità, ma in realtà sono dei contenitori d'acqua quando questa cade dal cielo. Le cave dismesse, come ultimamente ha puntualizzato anche il governatore Zaia, quelle sono la prima risorsa che è disponibile immediatamente. Qualche struttura grande tipo la diga del Vanoise, di cui si parla da qualche decennio, ma che purtroppo è sempre rimasta lettera morta. Dispiace vedere che bisogna arrivare ad avere grosse difficoltà e che manchi la materia prima perché si possa diciamo, riprendere il confronto su questo tema dei grandi invasi, là dove è possibile, naturalmente è compatibile con l'ambiente, farli. Cominciamo a fare qualcosa comunque, quindi già dalle cave, già da quest'anno, se la politica regionale vuole, qualcosa si può fare. E il Presidente Zaia l'ha già annunciato. E poi serve un piano di qualche decennio che vada a risolvere definitivamente questa questione, perché non possiamo pensare che sia una fase transitoria. Non è più un'emergenza come molti dicono, questa purtroppo sta diventando la normalità, quella di avere scarsità di acqua per lunghi periodi, mentre poi quando arriva ci crea problemi contrari, cioè ci crea danni perché arriva troppo violentemente e arriva subito e va subito a mare in pochi giorni. Certo, quindi questa insomma è la nuova normalità con la quale dobbiamo ormai fare i conti. No? Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, Presidente, e una buona giornata. Prego. Perché non è possibile che in Veneto, solo perché non c'è mai stato il problema, si accumuli il 4-5% dell'acqua che cade piovana contro un 10-11% che c'è diciamo, a livello generale di paese. Noi dovremmo arrivare al 50% per essere tranquilli. In Sardegna l'hanno fatto, in Sardegna riescono ad accumulare l'acqua che serve per 2 anni di siccità. Perché non lo possiamo fare in Veneto? Grazie, sicuramente questo dato è significativo. Grazie quindi a Francesco Cazzaro, Presidente dell'Unione Veneta delle Bonifiche, una buona giornata. Ecco, noi ora andiamo, un saluto, grazie ancora. Noi ora andiamo a Padova perché ci chiede la linea la collega Valentina Visentin per una notizia di cronaca che vi avevo anticipato prima, relativa alle infiltrazioni delle cosche nel cantiere della pediatria di Padova, dell'ospedale di Padova. Valentina, buongiorno.
Buongiorno Marta, si è appena conclusa qui in prefettura una conferenza stampa che ci ha comunicato che è stata emessa una misura interdittiva a carico di un'azienda che aveva in subappalto alcuni lavori del cantiere della pediatria. Si tratta di un'azienda calabrese molto vicina al clan 'ndranghetista del Grande Aracri di Cutro, quindi l'azienda aveva in subappalto alcune opere in cemento armato per un importo di circa 490.000 euro, il tavolo della legalità che coinvolge la prefettura insieme alle forze dell'ordine, la Camera di Commercio e l'amministrazione comunale ha subito avviato, come accade per le grandi opere, i controlli e le verifiche sulle aziende che hanno in subappalto i lavori ed sono emerse queste irregolarità che hanno portato a questo provvedimento interdittivo. Di fatto questa azienda non potrà più lavorare con l'amministrazione pubblica. L'azienda aveva iniziato i lavori intorno a novembre del 2022, sono stati immediatamente bloccati, ma non si fermerà invece il grande cantiere della pediatria, lo ha assicurato il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalbene. Il cantiere va avanti perché l'appalto dei lavori è affidato alla ditta Setten Genesio, che è completamente estranea a questo provvedimento, però come spesso accade quando si hanno appalti di grandi importi, perché quello della pediatria parliamo di oltre 46 milioni di euro, spesso alcune opere vengono subappaltate, da qui scattano i controlli. Non si fermerà il cantiere della pediatria, seguirà il cronoprogramma e quindi dovrebbe essere pronto a concludersi tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, ma questo segnale dato oggi dalla prefettura e dalle forze dell'ordine è importante perché in una città come Padova, dove stanno arrivando tantissimi fondi grazie al PNRR per opere pubbliche, parliamo del cantiere della pediatria, ma più avanti ci sarà anche quello del nuovo ospedale di Padova Est, a breve partirà quello per la seconda linea del tram, quindi in una città dove stanno arrivando tanti fondi pubblici è importante vigilare perché come sempre queste opere fanno sempre più gola alle infiltrazioni mafiose e malavitose, e questo è il messaggio che ha voluto lanciare oggi il prefetto. Stiamo allerta perché appunto città come Padova possono essere far gola alle infiltrazioni mafiose. L'azienda è stata subito interdetta e quindi si sono bloccati subito, è stata esclusa dal subappalto. Maggiori notizie su questa vicenda che farà sicuramente discutere nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Dalla prefettura di Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento su questa importante notizia, con questo appello del prefetto di Padova a vigilare contro le infiltrazioni mafiose, appello che peraltro l'abbiamo visto prima nel servizio, proprio ieri è stato lanciato anche dal prefetto di Treviso e dal presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, nonché di Unioncamere, proprio perché i territori con un'economia florida come appunto quella delle città venete stanno attirando gli appetiti delle cosche, a maggior ragione in questo momento nel quale, con l'avvio di numerosi cantieri per le grandi opere grazie ai fondi del PNR, ma non solo, ci saranno le Olimpiadi tra poco, le Olimpiadi invernali a Cortina, chiaramente il grande movimento di denaro attira gli appetiti. Ancora un servizio di cronaca che ci arriva, cronaca giudiziaria che ci arriva da Treviso. Andiamo a Susegana per ritornare a parlare delle fiamme al Superbeton. Chiuse le indagini, 5 accusati per incendio colposo aggravato, tra loro anche il titolare. Tutto sarebbe partito dal lavoro di saldatura di un operaio senza patentino. I fatti, lo ricorderete, risalgono a settembre del 2019. Fu una serie di negligenze a innescare il furioso incendio che a fine settembre 2019 distrusse completamente un'intera ala dello stabilimento Superbeton di Susegana, fiamme altissime che non passarono inosservate e crearono forti timori anche tra i residenti. Questa almeno la convinzione della procura trevigiana, che dopo 3 anni ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il processo per 5 persone con l'accusa di incendio colposo aggravato, tra loro anche il patrono Roberto Grigolin. A scatenare le fiamme per la procura fu la mancata rimozione
l'utilizzazione delle pinze di una saldatrice e di alcuni morsetti collegati a un'autobetoniera dove era stato effettuato un lavoro di saldatura, da lì il surriscaldamento e un successivo cortocircuito. L'incendio si sarebbe propagato dall'officina al deposito di colori anche a causa della presenza nelle vicinanze di fusti pieni di olio motore esausto e altri materiali infiammabili. Non solo, l'operaio che effettuò la saldatura sarebbe stato privo del patentino di saldatore. Insomma, un rosario di contestazioni con la procura che parla di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza del regolamento che disciplina la prevenzione degli incendi. Ritorna il 26 settembre di 3 anni fa l'allora sindaco, oggi vice, Vincenza Scarpa. La mia preoccupazione fondamentalmente era legata a un problema di tipo ambientale, perché non si sapeva ancora quale fosse realmente l'entità dell'incendio e che non ci fossero problematiche per danni a persone all'interno della struttura, però tutto è rientrato nell'immediatezza. Insomma, non ci furono conseguenze collettive, restano però da chiarire quelle interne che potrebbero essere molto pesanti. Ecco, restiamo nella Marca, ci chiede ora la linea da Oderzo la collega Anna De Roberto. Vedo che, Anna, buongiorno, ecco ti vedo ora, sei davanti all'ex caserma Zanusso, perché ci sono delle novità per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza dei migranti. Sì, buongiorno Marta, a te i telespettatori. Ci sono delle novità, ma in realtà grandi novità non sono, nel senso che è cambiata la cooperativa che andrà a gestire la caserma Zanusso, ha cambiato il nome, ma poi in realtà è una cooperativa ben nota e ben conosciuta in Veneto. Pensate, la stessa cooperativa che ha gestito la caserma Prandina, che ha gestito il centro di Cona e per questo è stata indagata e adesso ha vinto anche l'appalto per gestire la caserma ex Zanusso. In realtà non ha vinto, è arrivata terza, ma ha fatto ricorso al TAR per anomalie e si è aggiudicata la gestione della caserma dopo questo ricorso. Stiamo parlando dell'ex Eco Officina, poi diventata Edeco, che adesso si chiama Echene Cooperativa, fa capo alla famiglia Borile, ex presidente di Padova 3, e alla moglie Sara Felpati. Il nome di Borile non compare, ma insomma compare quello della moglie Sara Felpati. Una famiglia, quella dei Borile, che voi conoscete bene. Sono con Marco De Blasis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Treviso. La conoscete bene perché? Perché a suo tempo avevamo fatto anche una richiesta con ispezione parlamentare con l'ex ministro D'Incà per verificare che poi all'interno della struttura venissero garantite almeno la qualità e comunque fossero spesi in maniera adeguata i soldi dei contribuenti. Oggi dovremo tornare di nuovo a fare quell'ispezione perché francamente abbiamo dei sospetti che la qualità e la qualità dei soldi dei contribuenti spesi non sia adeguata. Ora siamo di nuovo di fronte a una situazione come questa, un buco nero che noi riteniamo da 7 anni ingestito colpevolmente, perché questa struttura potrebbe essere tornata tranquillamente nelle mani e nell'utilizzo della cittadinanza, invece è qui occupata da dei migranti che se fossero stati gestiti con l'accoglienza diffusa oggi non sarebbero qui da anni a lavorare poi tra l'altro nelle nostre imprese, nelle nostre aziende agricole e quindi riteniamo che sia una situazione inaccettabile che non può essere più procrastinata. Tra l'altro, Marta, non so se riuscite a vedere alle mie spalle, però i migranti non sono ospitati soltanto nella struttura, diciamo, di cemento, ma sono ospitati all'interno di una sorta di tendoni che sembrano un po' i tendoni da circo, e questa è una situazione in cui loro versano veramente ormai da anni. Quindi queste sono le condizioni in cui loro vivono. Oggi un cambio di gestione e una cooperativa che all'epoca, non so se ricorderete, ma era stata definita la cooperativa Pigliatutto, perché davvero era riuscita a vincere tutti quanti gli appalti, salvo poi essere stata indagata sia per peculato che per truffa, ma anche per diverse anomalie nella gestione. Qui stiamo parlando della cooperativa Eco Officina che gestiva il centro migranti a Cona. Qui ad oggi indagini ovviamente non ce ne sono, però qui i cittadini di Oderzo sono un po' tutti con le antenne alzate perché ha un nome purtroppo molto noto anche alle cronache giudiziarie, e il fatto che la gestione di questa cooperativa sia passata in queste mani non fa dormire sogni tranquilli, ma non lo dice solo Marco De Blasis, l'ha detto anche
il sindaco Scardellato, pur ammettendo che è comunque un'assegnazione assolutamente legale, no? Perché è legittima. Sì. Però ecco, richiederemo una ispezione parlamentare ulteriore con i nostri parlamentari. Vogliamo verificare e controllare e anche dare un segnale che queste cooperative devono assolutamente sapere che sono sotto l'occhio delle ispezioni, quindi sotto l'occhio dei contribuenti e anche di chi, dei parlamentari e di chiunque ha a cuore questa situazione. Quindi... C'è sempre un po' il business, no, delle cooperative, ne stiamo parlando purtroppo da anni. Sì, ma dicevo anche prima, l'accoglienza diffusa era il sistema che garantiva un'adeguata integrazione e controllo da parte dei territori, che invece è stata osteggiata da sempre dalla Lega, e quindi chiaramente attorno a noi le amministrazioni sono quasi tutte leghiste e hanno creato un muro e sono gli unici responsabili di questi hub. Non c'è niente da fare, la colpa è solo di queste amministrazioni della Lega che ha fatto un muro all'accoglienza diffusa. Allora, noi abbiamo parlato anche con il sindaco Scardellato poco fa, che ha preso atto ovviamente di questo cambio di gestione. Si è detta delusa più per il fatto che si trattava di una struttura su cui l'amministrazione aveva anche dei progetti, stavano cercando l'investimento dei privati, ma è evidente che poi quando una struttura invece che svuotarsi torna a riempirsi, i privati fuggono. Se posso su questo, però la struttura non è nel suo complesso, perché questo è un alibi che io non concedo alla sindaca, perché la struttura in gran parte è già utilizzabile, è già a disposizione del comune. Questa parte invece, che è quella occupata dai migranti, è vero, è a disposizione del Ministero dell'Interno, ma questo non deve essere un alibi, perché già si poteva intervenire sull'altra parte, sulla gran parte della struttura. E qui ovviamente su questo terreno si apre un altro fronte, no? Il fronte dello scontro tra l'opposizione e la maggioranza che guida oggi il comune di Oderzo. Marta, io da Oderzo restituisco la linea, poi restiamo qui un altro po' per vedere che cosa si muove, ma intanto ringrazio Marco De Blasis per averci raggiunto e vi restituiamo la linea. Grazie Anna De Roberto con Nicola Marcato per la collaborazione tecnica. Noi ora torniamo su un altro tema che è di grande attualità in queste ore a Treviso, ma non solo, insomma, perché riguarda un po' tutta la nostra regione, ed è quello della carenza di personale, soprattutto nelle imprese del terziario. Abbiamo qui con noi, e la ringrazio per aver accettato l'invito, Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale di Confcommercio. Buongiorno Presidente. Buongiorno. E grazie ancora. Allora, è proprio di questi giorni, no, lo studio che avete presentato, il report che avete presentato, dal quale insomma emerge un quadro abbastanza preoccupante per quanto riguarda proprio questo tema. Allora, buongiorno Marta e buongiorno a voi telespettatori. Produciamo dei report trimestrali e l'ultimo è stato presentato proprio in questi giorni. Il tema che è emerso tra il tema di attualità, che non riguarda solo le imprese di Confcommercio ma è un problema generale, è quello della ricerca del personale, che tutte le imprese intervistate hanno evidenziato. Nella maggior parte dei casi gli imprenditori intervistati hanno dichiarato di aver incontrato alcune difficoltà a reperire le figure professionali richieste, ricercate. Ecco. È un tema che non nasce locale, non è soltanto di Treviso, non è soltanto veneto e non è soltanto italiano, è un problema internazionale che è stato anche sintetizzato nel tema delle dimissioni volontarie che nascono negli Stati Uniti, ma non strettamente correlate al Covid. Ecco, sono tanti, no, i fattori che sono correlati a questo. Sicuramente, diciamo, sono delle professioni che richiedono anche un certo sacrificio, no? Perché magari si deve lavorare il sabato e la domenica, si deve lavorare la sera, gli orari sono piuttosto pesanti, ma data la fame anche di lavoro, uso questa espressione, no, che c'è in giro, come mai non si riesce a trovare questo incrocio tra la domanda e l'offerta?
Nel 30% dei casi si incontra domanda e offerta, quindi diciamo che sostanzialmente il mercato del lavoro non è fermo, le imprese cercano di assumere personale e lo assumono. Non lo assumono sempre a sufficienza, e questo è anche un tema che ci riguarda, perché crea una diminuzione dei ricavi stimata intorno al 19%, cioè il non trovare personale procura anche una perdita di ricavi. Diciamo per inquadrare alcuni numeri, la domanda è prevista in crescita perché le imprese investiranno nei prossimi anni proprio in ragione del fatto di una ripresa economica che, seppur con un andamento diciamo inferiore rispetto alla crescita che abbiamo vissuto nel 2022, abbiamo visto un PIL che è cresciuto del più 4%, anche per il 23 è previsto il segno più, e questo è un dato assolutamente incoraggiante e di fiducia che ritroviamo nel nostro report, ed è prevista una crescita intorno all'1%. 1% però che va nell'ottica di un impegno anche turistico importante, perché avremo nel 2026 le Olimpiadi Milano-Cortina, ma non solo, il patrimonio UNESCO, un'area quella veneta ma anche della nostra provincia in particolare che vedrà uno sviluppo importante. Abbiamo sentito proprio dai dati dell'altro giorno, no, che Valdobbiadene e quindi l'area delle colline del Prosecco è quella che in percentuale nel 2022 è cresciuta più di tutto il Veneto, quindi sicuramente diciamo la zona attira e attira parecchio, no? Assolutamente sì, e questa ne è la risposta concreta. La domanda di lavoro è prevista nel 2026 di oltre 4 milioni di addetti a livello diciamo nazionale e per ricaduta anche provinciale, ma è previsto invece che l'offerta disponibile sarà solamente di 1 milione, cioè un quarto del personale di cui avremo bisogno, e questo è un fatto di natura anche puramente demografica, perché iniziamo ad vedere l'impatto di una mancanza di anagrafica che negli ultimi anni ha caratterizzato il nostro territorio, ma non solo nazionale, perché è un po' cronico e sembra anche un evento irreversibile anche a livello europeo, cioè la popolazione invecchia e c'è stata una denatalità importante che non è stata presa minimamente in considerazione né dai governi precedenti e che oggi soltanto diventa un tema di attualità proprio per il fatto che comincia a mancare il capitale umano. Questo è sicuramente non soltanto uno dei temi. Ci sono delle categorie che sicuramente possono essere sostituite anche dall'investimento in tecnologia, digitalizzazione, questo senz'altro. Alcune altre categorie invece hanno necessità di manodopera e del capitale umano, e questo è in primis c'è una scaletta che proprio voi giornalisti anche avete più volte pubblicato, che vede sicuramente in primis tutte le categorie legate, le professioni legate alla sanità, cioè quello è un ambito che cerca personale da tempo e non lo trova. In ordine proprio di addetti ci sono poi gli operai specializzati, tutto il settore dei servizi che noi rappresentiamo e per esempio gli autisti. Quindi poi anche il tema della ristorazione, che vedo anche nelle immagini, è sicuramente un tema che una volta era un settore di quelli che veramente cercava personale, mentre altri magari lo trovavano con maggiore facilità. Oggi rimane un settore che cerca personale, insieme però in una classifica in cui arriviamo almeno quinti e sesti, perché tutto il settore sta cercando. Sì, è una problematica insomma diffusa davvero un po' a tutti i settori della nostra economia. Vedo intanto che si è collegato il segretario della Filcams CGIL di Treviso, Alberto Irone. Buongiorno Irone, grazie per essere con noi, anche a lei. Mi sente? Sì, forte e chiaro. Ecco, perfetto. Allora, un problema quindi questo che sta cominciando a diventare davvero difficile insomma da risolverlo, con addirittura delle ripercussioni. Sentivamo prima che lei si collegasse, no? Il 19% del fatturato costa alle imprese del settore il non riuscire a trovare manodopera. Dal vostro punto di vista, che cosa si può fare per cercare in qualche maniera finalmente di far intrecciare un po', no, quelle che sono le richieste della domanda e dell'offerta?
Diciamo che questo è un problema annoso che da più tempo, dalla fine della pandemia, è ormai di dominio pubblico ed è trasversale a moltissimi settori. Non interessa solo il terziario, ma in parte anche l'industria o settori, diciamo, più legati alla cura alla persona come la sanità. Quello che noi crediamo sono essenzialmente due cose. La prima è che con la fine della pandemia, che ha sconvolto le nostre vite, ha cambiato i consumi, ha cambiato il modo di lavorare, non si è prodotta una riflessione pubblica e una riflessione, diciamo, approfondita rispetto alla qualità del lavoro e alle paghe e alle retribuzioni, che sono ciò che i due pilastri su cui si fondano i contratti collettivi nazionali. Dall'altra si dimostra, diciamo, l'insufficienza, e viene dimostrata l'insufficienza di alcuni sistemi che nel pubblico dovrebbero essere finanziati e soprattutto adeguatamente rimpinguati di personale per garantire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro, e mi riferisco soprattutto ai centri per l'impiego, perché molto spesso questo aspetto del mercato del lavoro è stato lasciato un po' alla situazione endemica del mercato del lavoro stesso, quindi alla necessità per le persone di trovare lavoro in un momento in cui la quota percentuale di disoccupazione era più alta, e un po' affidato a soggetti privati come le agenzie per il lavoro. Nel momento in cui invece assistiamo a cambiamenti così profondi e così veloci nella nostra società, evidentemente questi sistemi e questi tipi di supporti non bastano più. Servirebbe una forte guida pubblica che, investendo sui centri per l'impiego e sul loro personale, permetta, come in Germania per esempio, di arrivare a politiche di programmazione sulla capacità e sul personale che in Italia non abbiamo, e che garantiscano la copertura del fabbisogno. Quindi le soluzioni dal nostro punto di vista dovrebbero essere due. La prima, una forte riflessione su com'è cambiato il lavoro, e l'unico elemento che può tenere insieme diritti e doveri e può tenere insieme questa riflessione, perché questa assenza di personale è dovuta anche alle condizioni che vengono offerte, si può trovare solo nei contratti collettivi nazionali e nel loro rinnovo, che svolgono questa funzione unificante e questa funzione importante di garanzia proprio su questo aspetto. E dall'altra un sistema pubblico o misto pubblico-privato che evidentemente deve fare un salto di qualità e deve essere adeguatamente formato per garantire la copertura dei posti e delle attività che in questo momento non riescono a trovare personale. Ecco, Daniel Sartorato concorda in questa analisi di Alberto Irone? Allora, concordo e saluto, ne approfitto per salutare Alberto Irone. Nell'indagine abbiamo proprio focalizzato come la tendenza del mercato del lavoro sia quella di cercare oggi una qualità della vita, del tempo libero assolutamente in cima a tutto il resto. Cioè, prima di tutto viene anche l'avere del tempo libero quando si lavora, una qualità della vita assolutamente da tenere in considerazione, altrimenti proprio non viene neanche considerato il posto di lavoro. Tant'è vero che alcune indagini che ci arrivano per esempio dall'Inghilterra, ecco, così sperimentali, dove si sta provando l'approccio alla settimana cortissima per vedere come sarebbe accettato dal sistema lavoro, fa emergere che sarebbe molto apprezzato in alcune categorie proprio lavorare poco, proprio per, in termini di ore, avere una settimana cortissima per poter avere proprio disponibilità di tempo libero. Ma detto questo, c'è il tema economico, no? E la forbice sappiamo che purtroppo in Italia è una forbice importante, cioè quello che è la differenza fra il costo del lavoro che sostiene l'impresa, nel senso che versa tra contributi, costi vari, e quello che è invece il netto in busta paga, quindi il tema del cuneo fiscale, del netto in busta paga. Perché se da una parte il netto in busta paga è sicuramente oggetto di attenzione e, come correttamente è stato detto, c'è il contratto che andrà a rinnovo, dovrà tenerne conto, perché in Italia, secondo i dati OCSE, noi abbiamo lo stipendio ad oggi che è esattamente quello che si percepiva negli anni 90, e rispetto agli altri paesi OCSE l'Italia praticamente è l'unico paese che non ha subito un aumento del netto in busta paga negli ultimi 30 anni, cosa che invece in Germania è accaduta con un aumento importante, per esempio del 30%, per citare un paese, diciamo, importante dell'Unione Europea.
Cosa diversa invece il costo complessivo che sostiene l'impresa per lo stesso lavoratore, e quindi in rapporto a quello che è il netto in busta paga, che è bassino, che è fermo come abbiamo detto, il costo invece per l'impresa è assolutamente in linea rispetto a quello che è la media di altri paesi europei. Non c'è questo dislivello. Si paga tanto e si dà poco sostanzialmente. Purtroppo c'è un assorbimento importante che riduce il netto in busta paga e laddove invece sì sarebbe corretto restituire di più, perché questo genererebbe un volano anche per l'economia, perché se ne abbiamo di più in tasca ne spendiamo e ne avremo beneficio tutti, le attività stesse che noi rappresentiamo. Questo ecco, a questo proposito volevo che sentissimo insieme l'intervista che abbiamo realizzato proprio ieri a Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, proprio su questo tema. Sentiamo e poi commentiamo insieme. Ci sono dei contratti che sono ovviamente fatti dalle parti sociali. Il problema è che gli stipendi sono pesanti dal punto di vista della tassazione. Se la tassazione fosse più leggera e al dipendente rimarrebbe qualcosa in più, prenderebbe. Invece qui da noi purtroppo la tassazione è troppo elevata. All'impresa costa. Non è che l'impresa non lo vuol dare, l'impresa lo dà in base al contratto, poi ci sono delle premialità in base alla professionalità, in base al rapporto, eccetera. Però il problema è la tassazione che è troppo alta e quindi da qui non se ne esce. E questo cosa succede? Che anche tu non riesci a fidelizzare il proprio collaboratore, perché nella carenza di personale, quando tu trovi un'offerta magari da un altro, concorrente, tra virgolette, collega, ma in quel momento concorrente, che ti porta via la professionalità, e quindi è tutta una corsa al rialzo. Anche questo sta succedendo. Purtroppo noi vediamo che tante attività, soprattutto nel settore del commercio, stanno chiudendo o hanno chiuso, insomma l'abbiamo visto, c'è una turnazione di passaggi di consegna tra un bar e l'altro che magari vengono chiusi e così. Purtroppo paghiamo anche un po' il problema del Covid che c'è stato e dall'altra parte la guerra che c'è in Ucraina, dove in quei paesi lì noi avevamo tante professionalità che arrivavano da lì, adesso non ci sono perché sono bloccate. Ecco, quindi problema della tassazione, quindi anche questa concorrenza poi tra i vari datori di lavoro. Alberto Irone, su questo. Will abbiamo presentato non più tardi dell'ultimo dibattito sulla legge finanziaria sia 2022 che 2021 una proposta per abbassare l'IRPEF per i redditi più bassi, per i redditi da lavoro più bassi e alzare la no tax area, quindi l'area diciamo dell'incapienza sotto la quale l'IRPEF non viene pagata dai lavoratori dipendenti. Le risposte del governo e dei governi sono state insufficienti e ricordo che l'ultimo sciopero generale insieme alla UIL l'abbiamo fatto proprio per questo motivo, perché il governo aveva deciso di spostare risorse sui redditi più alti, sostanzialmente sgravando dall'IRPEF chi già si trova in una situazione economica più vantaggiosa. Noi pensiamo questo, pensiamo che sicuramente uno degli aspetti per restituire una capacità d'acquisto ai lavoratori sia quello di ridurre la pressione fiscale per i redditi medi e per i redditi bassi, che in Italia è esageratamente alta. Ci dobbiamo però mettere d'accordo su un punto e che io credo sia rilevante, cioè che i lavoratori dipendenti e i pensionati già pagano e sostengono la gran parte della tassazione e quindi sostengono la gran parte del gettito fiscale italiano. Ecco, io penso che a un certo punto noi dovremmo dire, alla politica, e già lo facciamo, ma anche la politica dovrebbe prendere delle risposte sull'aspetto legato alla tassazione dei redditi più alti, dei grandi patrimoni, perché le tasse e i servizi e il welfare deve essere garantito e anzi bisognerebbe avere più gettito per fare esattamente le cose che si discuteva prima, cioè aumentare la capacità di spesa per i servizi pubblici, tra cui i servizi per l'impiego, per governare la mediazione tra offerta e domanda di lavoro da un lato e dall'altra per sperimentare nuove forme di riduzione dell'orario di lavoro, perché sono d'accordo, in Italia si lavora troppo e con paghe che sono mediamente più basse che in altri paesi europei. Per invertire questo sistema servono anche finanziamenti pubblici e serve che qualcuno, lo Stato, lo mandi avanti e non solo i redditi dei lavoratori e dei pensionati possono farlo. Ecco, Dania Sartorato.
Allora, sicuramente c'è poi da integrare il tema delle scuole, il rapporto con gli istituti scolastici. Ci sono delle azioni concrete che si possono fare. Abbiamo firmato 3 protocolli d'intesa con le principali istituti alberghieri del territorio. C'è la formazione, c'è tutta una serie di attività che possono dare supporto sia per l'aggiornamento, per la digitalizzazione dove possibile, per la formazione, per la reintroduzione nel mercato del lavoro delle figure professionali over 50, perché abbiamo questi 2 poli distinti: da una parte i giovani, giovanissimi, che sono per loro carattere molto propensi al cambiamento, quindi anche cambiare posto di lavoro per loro è uno stimolo continuo, nuove esperienze, nuove conoscenze. Dall'altra parte opposto c'è l'over 50 che invece fatica a reintrodursi, a reinventarsi in un posto di lavoro, quindi è lì che la formazione anche lì va orientata per facilitare questo processo. Però se partiamo dal fatto, come abbiamo detto prima, che su 4 lavoratori di cui avremo bisogno nel 26, 1 lo potremo trovare nel mercato disponibile e 3 no, perché mancherà il capitale umano, anche con tutto il buon lavoro che sicuramente e l'impegno ci investiremo da qui in avanti per produrre le soluzioni concrete anche in tema di contrattualistica, c'è da tenere conto il grande tema dell'immigrazione controllata, cioè non gestita così a caso, arrivano un po' in emergenza, ma una gestione che tenga conto sulla base delle professioni e delle competenze professionali acquisite nel paese di origine, con i quali serve intavolare un dialogo costruttivo di collaborazione per ottenere qui dei flussi migratori che arrivino con delle competenze e con uno storico su quello che è stato il loro vissuto professionale e chiaramente qui trovare un'accoglienza da questo punto di vista in termini sia di alloggi sia di qualità della vita, anche dove queste persone si possono e si dovranno necessariamente integrare, perché ce lo dicono già i numeri oggi. Senz'altro, no? Irone si apre quindi in questo quadro anche il capitolo immigrazione e lavoratori immigrati. Peraltro Dania Sartorato è il 27 di marzo, no? Il famoso click day, se non sbaglio, esatto, per i lavoratori stranieri. E purtroppo sono tutti molto digitalizzati questi percorsi, per cui se uno straniero che già fatica a parlare l'italiano, immaginiamoci per poter approfittare di questi momenti così anche tecnologici, servono appunto dei percorsi di aiuto per incrociare queste domanda-offerta. Ecco, questo è il tema, sicuramente. Ecco, per chiudere, dalla regia mi chiamano la pubblicità, dobbiamo chiudere. Irone, proprio una battuta su questo, sulla questione dell'immigrazione, dei lavoratori. Da anni scontiamo politiche sbagliate sull'immigrazione che adesso stanno facendo sentire le loro conseguenze. Noi crediamo che vada superata la legge Bossi-Fini e crediamo che debbano aprirsi corridoi umanitari e corridoi istituzionali per il transito dei cittadini stranieri in Italia insieme a una riforma della cittadinanza. Questo permetterebbe al nostro paese di essere attrattivo e di avere da un lato la manodopera e dall'altro i diritti di cittadinanza per lavoratori e famiglie, che sono alla base del patto sociale che tiene insieme l'Italia. Grazie mille allora ad Alberto Irone, segretario della Filcams CGIL di Treviso. Grazie per essere stata con noi in studio a Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale Confcommercio di Treviso. Grazie naturalmente anche a voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Noi ora vediamo insieme le previsioni del tempo con il nostro meteo, poi la linea a Alice Montagnera con lo spazio dedicato all'ULS 2. Quest'oggi si parlerà di malattie croniche respiratorie. Ospiti in studio Francesco Menzella, direttore della pneumologia degli ospedali di Montebelluna e Castelfranco, ed Andrea Ballarin, dirigente medico della stessa unità. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione in calo, una rapida perturbazione in transito sul nostro territorio causerà un tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 14 marzo.
Sul Veneto cielo in genere molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni piuttosto diffuse e all'inizio un po' più insistenti sulle zone centro-settentrionali della regione. Migliora poi nella notte. Venti da direzioni e intensità variabili, temperature con andamento irregolare, minime comprese tra 4 e 8 gradi, massime invece tra i 10 e i 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso il cielo sarà coperto con piogge diffuse da abbondanti ad intense, specie nel pomeriggio sera. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo anche in questo caso precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, in particolar modo al mattino e in attenuazione poi in serata. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 15 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.